Eccoci qua amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca e da tutta la redazione di Sportisili che oggi darà il suo punto di vista, la sua chiave di lettura su quello che è stato il calciomercato dell'estate del 2024 per tutte le formazioni siciliane impegnate nei professionisti, quindi in ordine di categoria Palermo, Catania, Trapani e Messina. Il nostro augurio naturalmente è quello di passare con voi quest'ora di pranzo in vostra compagnia, parlando un po' di quelli che sono stati gli affari in entrata e in uscita delle quattro siciliane in questione. Lo faremo naturalmente con i componenti della nostra redazione. A breve vi presento il primo, che tra altre cose è una piacevole novità, un piacevole ingresso nella nostra redazione, ma prima vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri profili, intanto quelli social, Facebook e YouTube, che sono appunto le nostre due case per quanto riguarda la diretta di quest'oggi, e poi naturalmente il profilo Instagram, dove siamo in costante aggiornamento, intanto con le grafiche riassuntive appunto del calciomercato. Potrete consultarle lì, potrete consultarle su Facebook e anche sul nostro profilo X o Twitter, che dir si voglia, dove potrete anche vedere le notizie che pubblichiamo, anche su TikTok ogni tanto qualcosina va in fuori, e poi il nostro sito www.sportisili.it, la casa dello sport siciliano a 360 gradi. Vi ho promesso una new entry, vi ho promesso un nuovo ingresso, eccolo il primo ingresso, ovvero sia Giovanni D'Antoni, direttamente da Catania. Ben trovato, Gio. Ciao Fra, grazie ovviamente per oggi, un saluto a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando da tutte le piattaforme social. Naturalmente, per chi ci segue da Catania, Giovanni lo conoscete bene in quanto Cosaldo, pilastro di CityZone, da qualche giorno con noi, i nostri occhi, le nostre orecchie, da tutto quello che gravita attorno al Massimino. Ne approfitto allora che ci siamo per salutare anche quel gran bel pezzo di Aldo Sessa, che è Ciao direttamente da ragazzi, Trappeto. Ci confermi da ciao. Trappeto, in questa Assolutamente. connection, in questo così fil rouge tra Palermo e Catania, in mezzo c'è Trappeto. Tra altre cose parleremo naturalmente anche di Trapani e Messina. Attendiamo nei prossimi minuti anche Gabriele Ferruccio da Messina, che dovrebbe darci il suo punto di vista sull'ACR, che sicuramente non se l'è passata bene. Non se l'è passata bene il Catania. Torno da Giovanni, possiamo dire un uomo solo al comando, dicevano nelle vecchie telecronache del ciclismo. Possiamo dire che Daniele Faggiano è stato l'uomo al comando, così l'uomo che ha cantato e ha portato la croce quest'anno. Guarda Francesco, hai detto bene perché è cambiato il comandante o quantomeno diciamo il timoniere di una nave che sembrava per un determinato periodo anche potesse andare allo sbando e potesse andare incontro a una vera e propria mareggiata. In realtà Faggiano, grazie alla sua competenza, è riuscito a poter ultimare, io direi, azzarderei fra una percentuale, quella del 90%, di quella che è la sistemazione di quelli che sono stati gli esuberi, ne mancano 5, ne abbiamo conteggiati 5, ma soprattutto è riuscita a portare a termine ben 19 trattative, 18 sono state gli innesti del Catania. A questo aggiungiamo il giovanissimo Tirelli, che è stato acquisito e poi girato in prestito al Siena. Una serie di trattative importanti, molte di queste anche estenuanti, soprattutto riguardo anche la ricerca di un attaccante che poi verosimilmente è arrivato a pochissime ore dal mercato, lo svincolato Roberto Inglese. Sicuramente va a considerarsi come il botto di fine mercato, come l'acquisto probabilmente anche più importante e oneroso del Catania. A proposito anche di aspetti onerosi legati all'ingaggio, noi di Sportisi ne abbiamo parlato anche, diciamo, e tanto in merito a quelle che sono state anche le difficoltà di poter piazzare determinati esuberi. Se da un lato Samuel Di Carmini si è accasato al Trento, e ricordiamo che andava a considerarsi come l'ingaggio più pesante nelle casse rossazzurre, al contrario invece Cosimo Chiricò resta a Catania, ma la società è stata molto chiara con Daniele Faggiano e il vicepresidente Vincenzo Grella in merito al ragazzo, che in questo momento appare fuori rosa e quindi fra al pari dei vari Zanellato, cui non si è arrivati a un accordo con l'Ascoli negli ultimi giorni di mercato, ma risoluzione dovrebbe essere cosa fatta. Anche Silvestri, Curado, Celli e Rapisarda, che sono, non, Curado è stato ceduto, ma Silvestri, Monaco, Celli e Rapisarda invece sono elementi difensivi, in questo senso non fanno parte del progetto tecnico. Questo cosa significa? Che ci saranno fondamentalmente 5-6 giocatori
che in questo momento sono fuori dal progetto. Sono 22 i giocatori che in questo momento sono certi di avere un posto in lista. Un punto interrogativo lo meriterebbe Popovic, che abbiamo visto anche nelle prime due uscite ufficiali del Catania, che potrebbe essere lui il 23esimo. Da capire se invece il Catania anche in questa occasione andrà ad attingere tra gli svincolati, perché dal punto di vista anche numerico il centrocampo dovrebbe essere l'unico reparto già completo. Da capire se un reintegro possa esserci in difesa oppure un altro in attacco, dove in questo momento insieme a Inglese e Montalto e Popovic ci sarebbe D'Andrea, che però sicuramente per un altro mese sarà out dai campi. Assolutamente, Giovanni, ti volevo chiedere, parere personale naturalmente, cos'altro ci si poteva aspettare, o meglio, in una estate particolarmente rovente come quella che ha vissuto il Catania, se ci si poteva aspettare magari un colpo in più. Il nome caldo è stato per qualche giorno quello di Merola, per esempio, che tra altre cose ne ha parlato anche il presidente Valerio Antonini nella conferenza stampa che ha tenuto oggi a Trapani. Ha parlato di operazioni di pubalgia fatte in privato, fatte di nascosto, procuratori che non erano procuratori, insomma, il solito Valerio Antonini. Ma dici un po', io ti ho fatto il nome di Merola, c'erano altri nomi che probabilmente non si sono chiusi anche per la situazione che ha vissuto il Catena d'estate? Allora, diciamo che per quanto riguarda Merola è giusto fare una puntualizzazione, perché il Catania, al contrario di Antonini del Trapani, non si è mai esposta pubblicamente in maniera esplicita su quella che fosse anche l'ingaggio del ragazzo. Si parlava che potesse essere addirittura a Chiavari in occasione della prima uscita ufficiale dei preliminari di Coppa Italia del tabellone principale contro la Carrarese. In realtà non era così. Merola è un profilo che è sempre piaciuto molto al Catania e soprattutto al direttore Faggiano, ma la trattativa non è mai realmente decollata. Non tanto, e questa è magari la grande novità, per un aspetto anche di accordo con il ragazzo, che in realtà è un accordo di fondo, stando anche a quelle che sono le nostre fonti, è anche arrivato. Tanto diciamo con il Pescara, i costi dell'operazione li conosciamo, erano molto molto onerosi, si parlava tra gli 800 e il milione di euro. In Serie C è inutile dire che sono dei costi proibitivi, e questo sicuramente ha portato anche a porre un freno su quella che è la trattativa. Altri nomi ti direi di no, Francesco, semplicemente per il fatto che gran parte del mercato in entrata del Catania è stato condito da trattative in uscita che si sono concretizzate dopo lungo tempo. Vedi Teio, vedi anche lo stesso Zanellato, che poi alla fine, diciamo, una trattativa a cui risoluzione sarà cosa fatta, ma non è arrivato, diciamo, la cessione. Curado alla fine è riuscito ad accasarsi a trovare squadra. Di Carmine, ve ne abbiamo parlato, uno stipendio di quasi $500,000 all'ordo di ingaggio che andava a gravare sulle casse del Catania. Quindi diciamo che gli ingressi sono stati più uomini che sono stati mirati e che poi sono stati, diciamo, acquistati, come nel caso anche di Gimenez, di Montalto, di quelle ufficialità di Guglielmotti e Lunetta, che sono calciatori che sono stati considerati funzionali da parte di Toscano. Toscano sì, ha avuto la sua parte, però penso, Francesco, che sia giusto dire che sia stato un mercato a piena impronta Faggiano, perché Toscano, diciamo, ha avuto più il ruolo di tenere compattato anche il nucleo e la squadra, anche quando erano appena 13-14 giocatori di movimento a sua disposizione. Molti di questi sono stati anche considerati, diciamo, aggregati da parte della Primavera 3, che tanto bene ha fatto con la guida di Marco Biaggianti. Quindi adesso la questione va semplicemente risolta a capire quale potrebbe essere il 23esimo elemento, eccezione fatta per i portieri, che, diciamo, sappiamo bene hanno un extra costante in lista. Quello che penso io è che si andrà a considerare un attaccante in più, e quindi in quel caso da capire se con la conferma di Popovic magari si andrà a ripiegare verso un difensore centrale, potrebbe essere integrato. Salvatore Monaco potrebbe anche essere indiziato, in quanto un calciatore che si è già anche messo a disposizione nel poter anche rivisitare quello che è il proprio ingaggio e magari spalmarlo con cifre diverse. Oppure, qualora Popovic invece venisse, diciamo, escluso e magari potesse essere considerato per lui un'altra soluzione anche in categorie minori, si potrebbe pensare a puntellare il reparto offensivo, magari anche dalla lista degli svincolati. Ecco Giovanni, ti faccio chiudere il tuo intervento con
così una piccola provocazione, perché so che tra le altre cose anche alcuni colleghi sui social vi siete posti l'interrogativo, ma probabilmente sapendo già la risposta, un po' alla Marzullo. Se Faggiano ci fosse stato anche lo scorso anno? Sarebbe cambiato molto. È una domanda giusta quella che mi fai, Francesco, ma ce la stiamo ponendo tutti qua a Catania, perché abbiamo visto un atteggiamento a tratti radicale, ma contestualizza le mie parole per favore, perché è chiaro che Faggiano è un grande professionista che sa con cosa operare. Io parlo anche di come lui si è posto nei confronti di alcuni giocatori che qui a Catania a cui non avremmo mai rinunciato. Cicerelli, che ieri ha segnato con la maglia da Ternana, Cianci, che ieri ha segnato con la maglia da Ternana, peraltro è un calciatore che diciamo che conosciamo tutti bene, che ha fatto molto bene, che tra l'altro è un ex della Ternana, questo fil rouge incredibile, non voluto, ma che erano tanti calciatori molto importanti che avrebbero fatto la fortuna del Catania anche quest'anno, ma allo stesso tempo andavano a rappresentare degli elementi fondamentali da piazzare per poter finanziare il mercato in entrata, con quelle che erano state le difficoltà anche ancora tuttora poco chiare, perché poi noi aspettiamo sempre l'arrivo di Pelligra qui a Catania per avere finalmente chiari alcuni punti che ci sono sfuggiti del puzzle. Se lo scorso anno Fagiano fosse stato alla guida del Catania, sicuramente da un punto di vista gestionale e tecnico molti errori non si sarebbero fatti. Molti acquisti nel mese di gennaio sarebbero stati fatti con più criterio e con più criterio ci sarebbero state anche le proposte contrattuali. Abbiamo visto, è vero, anche giocatori come Montalto che hanno, diciamo, sono over 35, io li chiamo così, hanno avuto anche accordi di 2 anni, ma alcuni come De Rosa invece un accordo annuale con opzione di rinnovo. Io credo che con maggior criterio il Catania avrebbe, con la guida di Fagiano lo scorso anno, avrebbe cambiato molto meno quest'anno e magari si sarebbe arrivati senza patemi d'animo, senza fare quel fiu finale fino diciamo a mezzanotte della giornata di ieri. Tra le altre cose, qui veramente chiudiamo l'intervento a catena. Ovviamente ti ringrazio Giovanni. Il fil rouge con la Ternana, diciamo che ha radici non troppo lontane, visto che Cristiano Lucarelli da lì arrivava e c'erano Ancora tanti. all'Intervaga, scusami Francesco, ma ricordiamoci che ancora Cristiano Lucarelli è stato sollevato dall'incarico, ma è ancora contrattualizzato con il Catania. Questo è un altro dei tanti aspetti ancora da considerare. E questo potrebbe essere l'ennesimo capolavoro di questo Catania 2.0, anzi 3.0, possiamo definirlo così. A tutti i... Grazie Giovanni per la Grazie a te tua Francesco. presenza. Naturalmente io, a proposito di Catania, invito i nostri lettori, nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Daniele Faggiano, presumibilmente un riassunto di calciomercato. Naturalmente potrete trovare le parole del TS Salentino su sportisili.it. Grazie ancora Giovanni, ci sentiamo Grazie lunedì. e sono Va bene, molto veramente. onorato di far parte della squadra. Ciao Fra. Piacere naturalmente tutto nostro caro Giovanni. E allora facciamo il salto da Catania a Palermo. Intanto su Catania ci è arrivato un commento di Toni Alticozzi che scrive: novità dal presidente viene al Massimino. Sì, è atteso nella giornata di lunedì. Non abbiamo approfondito questo tema con Giovanni, abbiamo preferito un po' mettere un po' la carne sul fuoco per quanto riguarda il Catania e il calciomercato, perché abbiamo contato, l'avete visto anche nella grafica che abbiamo pubblicato, circa tra le 40 e le 50 operazioni tra entrate e uscite, qualcosa veramente di spaventoso. Prima di entrare su Palermo andiamo a leggere il commento di Diego Pipitone che ci ha scritto su Facebook: buon calciomercato, penso riferito a Palermo, perché poi scrive: per essere ottimo doveva essere piazzato Di Mariano, a suo dire, non serve a nulla, naturalmente non sta a noi dirlo, non sta a noi a fare valutazioni di questo tipo. Nel frattempo vi volevo ricordare che potete trovare su sportisili.it e anche sui nostri profili social la condivisione della lunga conferenza stampa di Valerio Antonini, in cui ha parlato di tante cose. Torneremo più avanti ultra ma prima, e qui chiamo in causa 3-2-1 Aldo Sessa per parlare Buongiorno. di Palermo. Palermo che, ricordiamo, scende in campo domani sera contro il Cosenza, sarà la quarta giornata, ricordiamo, prima partita al Barbera, e sarà una prima partita al Barbera, se posso dire, piccolo così, piccola puntualizzazione in attesa che prenda il via tra qualche minuto la conferenza stampa di Alessio Dionisi, sarà una prima per pochi, perché non so se avete visualizzato la lista dei convocati, diverse assenze, tra cui tanti volti nuovi, Verre con un infortunio muscolare, temiamo non essere lungo perché si parla di lesione. Piccolo problema al soleo, il famoso famigerato soleo, e qui
rievoco l'amico e collega Luca Tutone sul soleo e poi anche gli altri stop, in particolare quello di Streder a Pua, che si è fermato e non prenderà parte alla partita. Ma qui oggi dobbiamo parlare di calciomercato, Aldo, quindi ti chiedo, punto di vista, lo abbiamo letto stamattina su sportisili.it, analisi e punti di vista sul calciomercato del Palermo edizione estate 2024. A te la parola. Beh, il calciomercato del Palermo di quest'estate, intanto saluto tutti gli amici di Sportisili che hanno il piacere di seguirci in questa diretta. Dal punto di vista del calciomercato del Palermo di quest'estate è molto, molto semplice. Diciamo che è certamente un mercato volto ad alzare il livello della squadra, il livello della rosa. Sono arrivati diversi calciatori, abbiamo contato 11 operazioni in entrata più due rientri, uno è quello di Patrick Peda che è stato un anno in prestito alla spalla, un altro è quello di Dario Saric che però magari approfondiremo più avanti, è in questo momento al centro di alcune discussioni, però si contano diverse operazioni in entrata e soprattutto diversi reparti che sono stati in qualche maniera rinforzati. Si è puntato molto sul rinforzo soprattutto delle coppie, possiamo dire così. Si è lavorato tanto per cercare di alzare il livello medio della rosa e quindi creare all'interno del Palermo e della squadra guidata da Alessio Dionisi una serie di giocatori e coppie che appunto si sono volute creare per alzare il livello della squadra. Pensiamo per esempio al centrocampo con l'ingresso di Blen che inizialmente si pensava potesse giocare alternativamente a Gomez, ma in questo momento anche in virtù dell'infortunio di Jacopo Segre ha dovuto fare necessità virtù il mister e quindi farli giocare insieme, ma pensiamo anche a quella che dovrebbe essere la coppia tra Ranocchia e Verre, così come in attacco, l'abbiamo sottolineato anche stamattina nel nostro articolo. Tanto si è fatto per portare e alzare il livello della squadra, tanti uomini d'esperienza sono arrivati in Sicilia, pensiamo al ritorno del figlio del prodigo di Salvatore Siri che è arrivato in un momento di difficoltà della Porta Rosanero proprio perché si era infortunato uno dei grandi acquisti della stagione, ovvero quel Gomis che sembrava essersi preso la porta dei Rosanero, ma parliamo anche di gente come appunto Alexis Blen, come Dimitris Nicolau, ma anche la punta che si alternerà con Brunorio, ovvero quel Tommaso Henry che tanto bene ha fatto in Serie A. Come abbiamo sottolineato stamattina, però ci sono anche dei punti nevralgici di questa campagna acquisti e campagna cessioni. Tanto tempo si è impiegato per diciamo, cedere alcuni elementi non più funzionali al progetto tecnico e questo è certamente rallentato in parte le operazioni di entrata. Non è arrivato alla fine della sessione quel terzino sinistro che il Palermo sembrava aver cercato per un periodo di tempo, poi valutando le prestazioni in ritiro di Alessio Buttaro, così come anche quelle del neo arrivato Nicolò Pierozzi, ebbene ha deciso di non intervenire su questo tassello, scelta quanto mai legittima tanto quanto rischiosa, perché sappiamo benissimo come già l'anno scorso il Palermo ha tentato una strada puntato su giocatori sì, certamente duttili, ma che spesso si sono dovuti adattare a ruoli non esattamente loro. Quindi vedremo se questa scelta pagherà, vedremo se a centrocampo l'idea per esempio di puntare su un uomo come Verre, che adesso si è infortunato, che ha una storia particolare dal punto di vista degli infortuni, ma che ha certamente una grandissima qualità tecnica, darà i suoi frutti, vedremo se tante scommesse saranno vinte, non per ultimo l'arrivo di Leduron dal Brest, che insomma si parla in quel caso di un giocatore che l'anno scorso ha giocato la Liga An e ha addirittura contribuito a portare la squadra transalpina in Champions League. Quindi ci sono tantissimi profili da valutare, tantissime scommesse da vincere. Vedremo se il Palermo avrà la meglio in questa stagione.
Ecco Aldo, intanto nell'invitare naturalmente i nostri followers sia su Facebook che su YouTube a sia condividere la diretta che anche commentare e rendersi partecipi di questo che è la nostra chiacchierata sul tema calciomercato, voglio soffermarmi su alcuni aspetti che presumo verranno trattati anche durante la conferenza stampa, che sarà un po' anche una conferenza stampa di fine mercato con Alessio Dionisi, il fatto che siano arrivati diversi giocatori che hanno dovuto fare, come dire, una preparazione a inseguire. Mi viene in mente Sirigu, mi viene in mente Verre che sono rimasti fermi, tra altre cose, come hai giustamente sottolineato tu, Verre è finito ai box, non sappiamo per quanto tempo, per fortuna ci sarà la sosta dopo questo weekend di gioco, ma penso per esempio anche a Pierozzi, ne abbiamo parlato ieri in sala stampa, a mia precisa domanda gli ho chiesto quanto è stato difficile per te rientrare in una logica di squadra, allenarti con un gruppo, con un allenatore che ti segue, e quindi quanto ci è voluto anche per entrare in forma. Non pensi che questo potrebbe, magari in un primo momento, magari alla lunga non lo sarà, rappresentare un po' un'incognita, ovvero sia giocatori che devono così essere inseriti soprattutto da un punto di vista anche atletico, perché l'anno scorso uno dei grandi problemi del Palermo è stato proprio il fatto di avere tanti giocatori molto indietro di preparazione o comunque non abbastanza preparati per affrontare i 90 minuti singolarmente, ma una stagione al termine della quale il Palermo è arrivato palesemente col fotocol. Sì, assolutamente. Diciamo che la scelta del Palermo anche di inserire determinati profili anche alla fine della prima parte di ritiro, quella di Livigno, ha certamente eh, condizionato un po' anche poi il lavoro successivo, però naturalmente sappiamo benissimo come le trattative spesso abbiano delle traiettorie imprevedibili e che quindi di conseguenza il Palermo non sia eh, solo colpevole di ritardo, ma anzi ha spesso dovuto farsi carico di alcune situazioni che evidentemente l'hanno penalizzata. Dal punto di vista atletico, certamente il Palermo dovrà fare un lavoro importante di recupero su questi profili. Si è citato Sirigu che è rimasto svincolato per diverso tempo, si è parlato di Verre. E bisognerà capire la bravura in questo senso di Dionisi e del suo staff, quale sarà e come riuscirà in qualche maniera a inserire questi profili. Parliamo anche di giocatori che arrivano da campionati esteri, di Baniglia, di Leduron, cioè o anche lo stesso Apua, che sono tutti giocatori che hanno un'esperienza molto lontana dal campionato di Serie B italiano, che sappiamo essere atleticamente e tecnicamente, scusate, tatticamente molto rilevante. E quindi sì, c'è molta curiosità per capire se questo possa essere un problema o meno. In questo momento non mi sbilancerei perché l'anno scorso naturalmente il Palermo aveva un altro staff tecnico, e altri preparatori, quindi si è lavorato tantissimo anche da questo punto di vista. Bisognerà naturalmente anche vagliare quelle che sono le strutture e tutto il resto, quindi cercare di capire se è stato solo un problema l'anno scorso di preparazione, che quindi adesso con la scelta di Livigno e col lavoro ormai strategicamente portato avanti a Torretta, finalmente si possa mettere un freno a quelli che sono stati i problemi muscolari e anche un problema di preparazione atletica, o se invece c'è qualche altra cosa che non va. La cosa interessante sarà vedere il Palermo già nelle prossime partite, in questo lungo girone d'andata. Adesso ci sarà la sosta, ma subito dopo la sosta, vedere il Palermo come reagirà sia dal punto di vista fisico che io aggiungerei anche dal punto di vista mentale, perché credo che al netto di alcune problematiche che secondo me già all'inizio delle prime partite si è visto, c'è stato un problema forse di approccio alla gara che era dovuto a una condizione fisica ancora non al 100%, cosa che in questo momento è fisiologico e che tra l'altro ha coinvolto anche altre squadre che dovrebbero lottare per il vertice, invece in questo momento sono nella parte bassa della classifica. Dicevo, vorrei vedere il Palermo nel lungo arco del girone d'andata e poi nei primi mesi del girone di ritorno, perché quello è stato il momento sia nel 2022-23 che nel 2023-24 in cui il Palermo si è un po' giocato la stagione, ecco, se possiamo dire così. E
e vedremo se in quella fase della stagione il Palermo sarà pronto. Adesso i rosanero dovranno mettere in campo tutte quelle che sono le energie che possono spendere e cercare di lottare per il vertice. Assolutamente sì, Aldo. Io ti metto un attimino in naftalina, in un certo senso, anzi, in realtà voglio condividere con te lo schermo perché per il momento mettiamo un po' ai box il Palermo. Salutiamo Mirko Consiglio che ci saluta da Vicenza, Palermo orgoglio siciliano. In realtà noi siamo orgogliosi e chi più chi meno di tutte le formazioni che stanno scendendo in campo ormai da 3-4 settimane sui campi di tutta Italia. È appena cominciato anche la stagione del calcio dilettantistico e del futsal. In tal senso ne approfitto per ricordare che ieri abbiamo cominciato con Athletic Club Palermo Atletico Monreale di Coppa Italia di Serie C1 di futsal. Oggi in campo altre due partite sotto i riflettori di Sportisili, ovvero sia a partire dalle 15:30 telecronaca di Salvo Geraci per Parma Valle San Giorgio Piana di Coppa Italia Eccellenza, quindi calcio. Alle 17 commento invece di Marco Genduso il derby palermitano di Serie C1, che in questo caso Coppa Italia di futsal, 3M Palermo contro Merlo calcio a 5. Domani sera invece in live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, il telecronista non ve lo dico perché è scarso, ovvero sia il sottoscritto, una partita tra Castellammare e Partinicoda, c'è anche in quel caso Coppa Italia Eccellenza. Saluto anche Francesco Romeo che ci chiede per il Messina ci sono per caso buone notizie per l'attacco di Spessore? Gentilmente notizie, grazie. Del Messina parleremo più tardi perché tra qualche minuto avremo in collegamento Gabriele Ferruccio, quindi rimani sintonizzato con noi, caro Francesco. Parliamo di Trapani, introduciamo l'argomento Trapani perché è particolarmente pieno, non può essere mai altrimenti quando si parla della squadra del presidente Valerio Antonini. È stata un'estate molto intensa, c'è stato addirittura chi aveva detto a giugno, dopo la sconfitta in finale di Puscudetto, che addirittura rischiasse il posto Alfio Torrisi, così non è stato per fortuna, il tecnico catanese ha mantenuto ben saldo il suo posto e quantomeno si sta giocando. È la sua opportunità, la prima opportunità per lui da allenatore a livello professionistico, dopo che 7 anni fa aveva cominciato alla terza categoria. Facciamo il più grosso degli in bocca al lupo a Mister Torrisi questa nuova stagione. Un Trapani che ha iniziato molto bene la stagione, 2 vittorie in Coppa, un pareggio in rimonta di grande cuore a Foggia alla prima di campionato. Non è mai facile giocare a Foggia, specialmente contro questa squadra che è secondo me sottovalutata nelle griglie per le gerarchie nel girone C di Serie C. Il mercato è stato molto intenso. Come abbiamo sottolineato questa mattina nella nostra analisi, vi invito su sportisili.it trovate l'analisi approfondita delle sedute estive di calciomercato di Palermo, Catania, Trapani e Messina. Relativamente a Granata abbiamo scritto che il Trapani ha fatto un grande mercato perché ha saputo rimpiazzare praticamente tutti i giocatori reduci dalla scorsa stagione relativamente all'11 di partenza. Ad esempio a Foggia non c'erano reduci dalla stagione passata. Ad esempio nella partita vinta in Coppa Italia tra le mura amiche contro il Monopoli c'era il solo Marco Crimi, anzi c'era anche Sabatino, c'era anche il capitano. Sì. Più in generale comunque una squadra rinnovata, ribaltata come un calzino, in cui comunque ci sono degli acquisti fatti bene e funzionali. Oggi Antonini in conferenza stampa parlava del suo incarico da presidente e direttore generale, classico, un classico di Valerio Antonini, quello comunque di sottolineare quelli che sono i suoi meriti, ma del resto i suoi meriti a Trapani dopo quasi un anno e mezzo di operato sono sotto gli occhi di tutti e non solo per il calcio. Un Antonini che ha messo mano pesantemente al portafogli, ha rinunciato anche a quelle che potevano sembrare delle certezze incrollabili, ad esempio Olli Kragel, che è andato alla Fidelisandi, ad altre cose scorrevo, mentre Aldo parlava del Palermo scorrevo, e su Andrea Cocco ho scoperto che è andato a giocare al Monastir, che se non erro è una squadra tunisina. Correggetemi nei commenti qualora io stia dicendo una castroneria. Comunque, sono arrivati giocatori di grande spessore, è arrivato Seculin che è un abituato a fare la B, ha anche fatto la A in carriera da giovane alla Fiorentina e al Chievo. In difesa è arrivato per ultimo Luigi Silvestri che in Serie C è una garanzia e parere personale meriterebbe anche qualcosa di più della semplice Serie C a vincere, che non è mai semplice, ma categoria che a mio parere sta stretta al centrale palermitano.
Sono arrivati anche un paio di terzini molto interessanti perché Valietti, non appena entrerà in condizione, sarà un ottimo puntello sulle fasce ed è arrivato anche Benedetti ieri, sul gong proprio, qualche minuto prima della mezzanotte, è arrivato l'annuncio dell'ex terzino tra le altre del Cittadella. A proposito di Cittadella, da lì ha pescato a centrocampo Andrea Mussi, il direttore sportivo, con Mastrantonio, con Carriero, anche se a mio parere i colpi più altisonanti del calciomercato del Trapani per quanto riguarda il centrocampo sono gli altri due, ovvero sia Federico Carraro, piede educatissimo e grande visione di gioco, e soprattutto Nermin Karic, che ha già fatto cose eccelse, ad esempio l'assist per Canute a Foggia, veramente una delizia. Poi l'attacco, in cui sono venuti a mancare forse i due grandi sogni di Valerio Antonini, ovvero sia Jacopo Murano e Davide Merola, che a mio parere, almeno per quello che si è visto inizialmente, sono stati degnamente sostituiti, rimpiazzati, decidete voi il termine, da Facundo Lescano e da Mamadou Kanouté. Kanouté ha segnato in tutte le partite ufficiali giocate dal Messina fino a dal Trapani, scusate, fino a questo momento. Facundo Lescano ha segnato forse il gol più importante di questo primo spaccato di stagione, che è quello che ha evitato la sconfitta a Foggia. E poi c'è tutto il supporting cast, ad esempio è arrivato Bifulco, è arrivato Fall, è arrivato Udò, è arrivato Zuppella a completare l'attacco. In difesa c'è Daniele Celiento, che è un altro giocatore di grande esperienza, c'è Daniello come portiere a completare il pacchetto degli estremi difensori. Non abbiamo parlato dei due terzini che finora sono stati titolari, ovvero sia Martina e Ciotti. Insomma, Aldo, torno a chiamarti in causa. È un Trapani che deciso, adesso ha messo il mantello da supereroe, adesso vuole spiccare il volo per la B senza mezzi termini. Ma assolutamente sì, io credo che già dai primi settori di questa stagione il processo del Trapani fosse tutto concentrato sull'evoluzione di una squadra che dalla D potesse immediatamente fare il salto. È evidente che conosciamo molto bene la Serie C e la conosciamo fin troppo per pensare che per il Trapani sia una strada completamente in discesa. Le insidie della categoria sono note ai tifosi del Palermo, del Catania, del Messina, che da anni tentano di superare questo scoglio spesso insuperabile. Ebbene, certamente una chiave di lettura sarà quella che ha dato anche oggi in conferenza stampa mister Torrisi, il fattore mentale, la grande forza che questa squadra dovrà mostrare all'interno delle 37 giornate che mancano alla fine del campionato. È necessario che il Trapani si faccia forza su tutto questo ben di Dio che Antonini ha messo a disposizione di mister Torrisi, ma lo dovrà fare in maniera equilibrata, certamente molto attenta, e che in qualche maniera tutti riescono a dare il proprio apporto, perché veramente la Serie C è un ostacolo veramente difficile da superare. Se posso dirti la mia in questo senso, i due acquisti mi hanno piacevolmente sorpreso anche per la resa che hanno avuto. Uno in realtà è ormai diventato una certezza di questo campionato, ovvero Facundo Lescano, che da quando ha incrociato la strada di Mister Zeman in qualche maniera si è finalmente scoperto bomber di altissima prolificità, però non così era un attaccante come Mamadou Kanouté, che a Palermo qualcuno ricorda per il paso doble, come dice come diceva il nostro collega Marco Capone in telecronaca. Tante finte, però un attaccante che si spendeva tanto per la squadra, ma che poi in finalizzazione soffriva un po' di più. E invece dopo l'anno a Taranto sembra che abbia trovato costantemente la vita della rete, e quindi sono molto curioso di vedere cosa farà Kanouté. Però devo dire che hai elencato tu bene, ci sono alcuni giocatori a, che potranno fare la differenza, e sinceramente credo che nonostante lo status di neopromossa, effettivamente il Trapani possa essere una delle squadre favorite per la vittoria finale. Ripeto, tanto farà la resistenza del Trapani nell'arco della stagione, tanto farà l'aspetto mentale di questa squadra. Sono assolutamente d'accordo, caro Aldo, è un Trapani che deve
recitare un ruolo da protagonista, in questo senso sarà fondamentale, a mio modo di vedere, anche il supporto che verrà dato al tecnico da quelle che sono le componenti societarie, in particolare da Valerio Antonini. Ricordo domani il debutto in casa contro il Picerno, guidato da mister Tomei. L'anno scorso il Picerno ha fatto grandi cose, trascinato in particolare da due elementi, ovvero sia mister Longo, che è andato a Crotone, e il bomber Jacopo Murano, che nel frattempo ha firmato col Foggia e solo per via di una squalifica non ha potuto affrontare quello che poteva essere la sua squadra. Possiamo dire che le prime giornate del Trapani in campionato sono all'insegna del mancato incrocio con Murano, visto che prima il Trapani ha affrontato il Foggia che poteva, che è la nuova squadra di Murano, ma non ha potuto schierarlo. Adesso si affronta il Picerno, che è la squadra in cui Murano ha fatto vedere grandi cose. Tra l'altro Murano, per Murano sarebbe stato un ritorno quello a Trapani. Tra l'altro potete leggere su sportisiri.it le parole di Valerio Antonini a proposito di quello che ha detto sul discorso appunto relativo a Merola. Invece ve le vado a leggere testualmente, scusate se magari vado un po' più lento, un po' più lungo. Su Merola ha detto, scusate che le devo trovare, ecco. Per quanto riguarda Merola, considerando che aveva già giocato insieme a Zeman, mi sono confrontato con lui per Merola, pensavo potesse completare la fascia con Canute e avere due elementi eccezionali con la possibilità di alternarsi durante la partita e mantenere la stessa efficacia. Mi sono reso conto di parlare con una persona che non era il procuratore di Merola, il giocatore di nascosto è stato operato di pubalgia e non stava bene, quindi mi sono trovato a comprare un giocatore dal Pescara che non ne sapeva niente. Merola è stato tenuto all'oscuro di tutto. Quindi questa è un po' la situazione. Poi troverete anche sul nostro sito le altre dichiarazioni rilasciate da Valerio Antonini. Trovate sul nostro sito da qualche minuto anche la conferenza stampa di Alfio Torrisi pre-Picerno, ma anche post calciomercato. Noi saltiamo da un vertice all'altro della nostra meravigliosa isola, passiamo da Trapani a Messina, perché in riva allo stretto ci aspetta, e anche in questo caso è un benvenuto sulla nostra piattaforma a Gabriele Ferruccio. Buon pomeriggio Gabriele, ben trovato. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno guardando, questi fortunati che ci stanno guardando. Fortunatissimi. Gabri, parliamo un po' di questo Messina, è un po' tribolante. Tra altre cose, passami una battuta: quando ti ho conosciuto avevi ancora i capelli, eventualmente il Messina te li ha fatti perdere tutti. Dimmi, Sì, tra l'altro, guarda, credo di non essere l'unico fra i giornalisti e fra i tifosi, insomma, che seguono questo Messina. Sembra una squadra, come ho scritto qualche giorno fa, bella e dannata, una squadra, insomma, che ha avuto un'altra estate tribolata, qualche luce, tante ombre, insomma, da metà giugno, da quando mister Modica a sorpresa è stato riconfermato, sembrava dovesse andare via, invece in una conferenza quasi messa lì attorno a un tavolo con tutti i giornalisti, insomma, si è presentato dicendo no, io rimango. All'annuncio del direttore sportivo, insomma, nei primi giorni di luglio, del direttore sportivo Pavone, insomma, è nato tutto quasi non per caso, perché ovviamente non si fa nulla per caso, però la sensazione che dava questa società, insomma, era quella di proviamo ad arrivare al domani, poi vediamo come funziona. Quindi praticamente il Messina dallo scorso anno si era ritrovata a inizio luglio con soli 5 giocatori. Ha cominciato dal giovane portiere Curtosi, che insomma è stato il primo messo sotto contratto dalla nuova, diciamo così, ACR Messina, e ha quasi finito poi con Krapicas, che poi è stato il portiere che ieri sera doveva dare esperienza, ma ha avuto questo piccolo infortunio insieme a Rizzo, insomma quell'incomprensione che poi ha dato il là al primo gol del Cerignola, dell'Audace Cerignola, che insomma diciamo che ha orientato la gara verso la squadra giallo-blu. È stata un'estate, come dicevo, molto, molto tribolata, lo dicevi anche tu, Modica sì, Modica no. Nel frattempo il Messina rinunciava a tanti elementi, da Fumagalli a Usso a Rosafio, insomma, tra l'altro ne è scattato il rinnovo, e quindi anche Franco, adesso me ne viene in mente un altro, insomma, si dice anche che a un certo punto Franco volesse rimanere in riva allo stretto, però poi si è trovato la società
diciamo dire insomma no, guarda, abbiamo raggiunto l'accordo col Picerno, vai via, e lì poi alla fine insomma dovrebbe essere arrivato Petrucci a coprire, diciamo, queste lacune lasciate da Franco. Comunque un elemento di esperienza. A proposito di esperienza, sono arrivati dei giocatori come Cominetti, insomma, in cerca di rilancio, sono arrivati giocatori che tentano comunque di dare qualcosina in più, tanti giovani, mi viene in mente Anatriello, Pedicillo, Re, insomma gente che ci vuole, secondo me ci può anche stare in Serie C. A me ad esempio è impressionato tanto nella prima gara, all'esordio in casa contro il Potenza, sia Anatriello sia Pedicillo. Ieri sera me li aspettavo tutti e due in campo e nonostante le voci insomma pre-partita avevo la sensazione potessero giocare insieme, e lo hanno fatto insieme a Petrungaro. Tornando alla partita di ieri, l'impressione è che sia mancata, parlavamo di talento, parlavamo di esperienza, l'impressione che l'approccio alla partita di ieri sia mancata proprio questa, l'esperienza di giocare fuori casa in un ambiente che dopo la vittoria la prima giornata contro la Juventus Next Gen era molto carico, i tifosi di casa volevano quella vittoria, e ieri sera stessa insomma l'Audace Cerignola ha approcciato meglio la partita, dopo un quarto d'ora insomma la prima occasione di Cuppone, lì Krapickas e Marino insieme hanno un attimo salvato i peloritani. Poi però dal 20° in poi, da quando c'è stato quel piccolo infortunio, diciamo così, fra Rizzo e Krapickas, insomma la gara si è orientata in un altro modo. È chiaro che dall'1-0 poi la partita è cambiata, il Messina ha dimostrato tanto orgoglio, soprattutto nel secondo tempo, le iniziative sulla destra di Lia, qualche piccola occasione per Anselmo, Pedicillo e Anatriello insomma si sono dati da fare, però l'impressione è che quest'estate un pochino abbia lasciato il segno su quello che è, diciamo, è stata la costruzione molto singhiozzata, con tanti misteri, anche il discorso legato al passaggio di proprietà, una proprietà che garantisce ci sia un fondo americano, comunque un fondo molto interessato, però questo patto di riservatezza misteriosissimo. Insomma, è chiaro che costruire una squadra in questo modo, nonostante la conferma dell'allenatore, dà dei dubbi non sulla costruzione o sul valore dei ragazzi, che sicuramente insomma in questo campionato di Serie C ci stanno. È chiaro che il Messina insomma non è una squadra costruita per vincere il campionato, però devo dire la verità, insomma qualcosina manca in questo Messina, ma ripeto, è dovuto secondo me più all'incertezza di quello che può succedere, perché l'impressione è che possa succedere tutto il contrario di tutto, e ovviamente insomma una stagione così, con queste premesse, era difficile cominciarla. Ripeto, l'esordio in casa davanti ai pochi tifosi presenti allo Scoglio a Messina insomma era stato anche positivo. Peccato per quel gol subito al 96esimo, perché cominciare con 3 punti avrebbe dato sicuramente più morale alla squadra, soprattutto dopo la buona prestazione che c'era stata anche a Crotone in Coppa Italia. Tra l'altro insomma Crotone è una delle favorite alla vittoria finale di questo campionato, quindi alla promozione finale, però in un campionato in cui ci sono Crotone, in cui c'è Catania, c'è il Trapani, c'è la Juventus Next Gen, insomma ci sono tante squadre attrezzate per fare bene, o comunque per dare, anche l'Audace Cerignola ad esempio mi viene adesso in mente, insomma ripensando alla partita di ieri sera, è chiaro che ci vuole tempo, bisogna dar tempo a Modica di costruire per bene nuovamente la squadra. 20 elementi acquistati in un'estate sono tanti, i 2 portieri che ho accennato prima, cioè ci sono tanti cambi. Le note positive sono sicuramente la conferma di Marco Manetta, la conferma di Giulio Frisenna, anche ieri sera secondo me uno dei migliori nella sconfitta di Cerignola, il ritorno più che rientro di Pierluca Luciani. Parliamo comunque di gente giovane, 22-23 anni,
tranne il capitano, insomma, uomo di esperienza. Però, ripeto, la sensazione è proprio questa. Secondo me c'è una base, c'è sicuramente lo spazio per costruire qualcosa di importante. È chiaro che un'estate del genere, lo ripeto, ti lascia degli strascichi a livello sia mentale che a livello fisico, perché comunque preparare una stagione nell'incertezza generale, sia a livello fisico che a livello di preparazione al campionato, non è una cosa sicuramente facile. Vedremo, insomma, quelle che sono le prossime partite. Adesso il Messina è atteso, ospiterà più che altro il Taranto, è atteso dalla trasferta a Crotone, se non erro, e poi la Casertana e l'infrasettimanale contro il Latina. Insomma, sono 20 giorni importanti, sicuramente sfide non facili. Ripeto, la sensazione è proprio che i ragazzi, la rosa costruita da Pavone è valida. La sensazione è proprio questa, che la rosa sia veramente valida. È chiaro che ci vuole tempo per assemblare per bene, bisogna dare tempo a Modica di mettere bene in campo i suoi ragazzi. Io la butto lì, poi mi dici tu cosa ne pensi. È chiaro che se prendi un portiere, tra l'altro di buona esperienza e di buon valore come Krapickas, e ti tradisce ovviamente sportivamente, fa quel tipo di errore, è chiaro che insomma ti senti un attimo anche abbandonato, un attimo, ripeto, è un piccolo infortunio, nulla di che, però c'è sempre il se fosse andato in un'altra maniera. Questa cosa probabilmente Messina dovrà provare a limarla un po'. Mi viene in mente anche un'altra situazione, ad esempio Modica nella prima uscita col Crotone si è schierato con un 3-5-2, non se l'aspettava nessuno. Nella prima in casa un 4-1, diciamo, un po' fasullo con Frisenna, Garofalo, Anatriello, Pedicillo, dietro la punta che era Anatriello. Sta ancora provando, la sensazione è che stia ancora provando qualcosina. L'unica cosa che non cambia è la retroguardia. Lia, Ortisi sulle due fasce, Manetta, Rizzo e Marino ad alternarsi in mezzo alla difesa. Però ripeto, la sensazione che si ha è che a tante piccole certezze ci siano molte incertezze, delle macro incertezze relative, secondo me, al peccato originale. Passami il termine. Colmare determinate lacune cammin facendo è più difficile che colmarle rimanendo seduti attorno al tavolo, è chiaro, perché poi la barca cammina e naviga, c'è poco da fare. Hai il microfono mutato, Fra. Pensa a te se non dovevo combinare qualche fesseria. Dicevo, mi rifaccio al commento che ha scritto qui Salvoruta su Facebook. Dice: Nel Messina purtroppo non ci sono cash, ma questa è una cosa risaputa. Quello che ti chiedo io molto rapidamente, Sì. uno dei passaggi della tanto discussa lettera del presidente Sciotto della settimana scorsa è stata relativa al abbiamo mantenuto il budget dell'anno scorso. Ora, il Messina ha preso tanti giovani, ha preso tanti prestiti, qualche svincolato, ma ha anche incassato il conguaglio economico per le cessioni di Emmausso al Foggia e di Franco al Picerno, anche se non si sono svelate le cifre, comunque sempre due cessioni a titolo definitivo sono state. Sì. Che idea ci si è fatti in piazza? Io un'idea ce l'ho, di questo passaggio, ovvero sia di un Messina che, ricordiamolo sempre, caro Gabri, il 1° luglio nel Messina c'erano 5 giocatori sotto contratto, che poi sono diventati Assolutamente sì. 4 dopo la cessione di Emmausso al Foggia. Sembrava quasi non lo so, un reality show, un elimination game, sembrava. L'ultimo ne resisterà uno Ne solo, rimarrà alla solo fine uno, esatto. sono rimasti in 4. Insomma, che idea ci si è fatti di questa lettera aperta? Poi ce n'è stata un'altra in cui ha detto sono disposto a ammettere i miei errori, incontrare i tifosi, ma quella prima in cui è come se avesse voluto rimarcare questa sua capacità di mantenere la nave a galla nonostante la tempesta. Che aria tira, che aria tira. Allora, insomma, della protesta dei tifosi del Messina credo che insomma lo sappia tutta Italia. Sicuramente
soprattutto la scorsa settimana, quella che ha portato all'esordio in campionato, l'area non era delle migliori, è vero. Tu accennavi insomma, mi chiedevi di questa lettera del patron. Io mi rifaccio anche al commento al Messina, nel Messina non ci sono cash. È vero tutto, è vero che Shotto abbia confermato tornando al discorso di prima, al cash della scorsa stagione, però è anche vero che secondo me l'errore di base è proprio il non programmare quello che viene fuori. Cioè, adesso passami il termine, mi dicevi prima la lettera del presidente, poi però sembra essersi un attimo corretto, sembra aver teso la mano quasi ai tifosi, nel senso, è vero, io ho confermato questo, però per favore datemi una mano anche voi, perché la necessità, oltre al fatto che insomma portare a termine una stagione in cui allo stadio non viene nessuno è veramente brutto. I tifosi sicuramente non hanno preso bene non solo quella parte secondo me, di quella lettera del padron Shotto. Sembrava quasi dire: io ho fatto la mia parte, adesso manca la vostra. Non è proprio così, secondo me. Adesso insomma sono d'accordo con te, da Mausso, da Franco, sicuramente qualcosa sarà arrivata, però accennavo prima al discorso della programmazione. È chiaro che prendere tanti ragazzi, prenderli tutti in prestito, con la consapevolezza che comunque sarai quasi una, chiamiamola primavera, adesso è brutto dire così, però è quasi una squadra di sviluppo per giocatori delle altre squadre, non dà l'idea appunto di programmazione seria. Adesso insomma mi perdoneranno i tifosi del Messina che ci stanno guardando, è vero, ripeto, non ci sono cash, però quello che manca al tifoso è proprio identificarsi probabilmente in una squadra che è sicura di poter disputare il prossimo campionato, il prossimo ancora e il prossimo ancora. Secondo me il tifoso non chiede di vincere il campionato, il tifoso chiede chiarezza al di là dei risultati in campo, chiede giocatori in cui identificarsi, a cui voler bene, a cui attaccarsi nel momento in cui la situazione va male. Adesso insomma il campionato è iniziato da due giornate, io direi che la prima in casa del Messina è stata molto positiva, peccato per quel gol di Verrengi al 96esimo, tra l'altro su un piccolo svarione difensivo di Capitan Manetta che nel frattempo si è espulso. Tra l'altro se le cose devono andare male continuano ad andare male, però insomma adesso qui mi sembra un attimo di esagerare. Il discorso è proprio questo: la programmazione, il modo in cui in questo momento il tifoso del Messina odora quella sensazione di vediamo, domani un altro giorno si vedrà, non è sicuramente il modo migliore per affrontare una nuova stagione. Ripeto, il tifoso secondo me in questo momento non vuole vincere il campionato, il tifoso vuole una squadra, ma la vuole quest'anno, la vuole il prossimo anno, la vuole fra 2 anni e fra 3 anni. In questo momento la sensazione che arriva al tifoso è quella di forse arriviamo a gennaio, sicuramente finiamo il campionato, vediamo come, e secondo me non è una bella cosa. Poi ripeto, Messina ha fatto un'ottima partita allo Scoglio 10 giorni fa, ieri ha fatto un secondo tempo di buona qualità, di tanto orgoglio, la squadra ha dimostrato di esserci, il problema è alle spalle, cioè sembra un vaso di Pandora che ancora non si è scoperchiato, ma che dà i primi scricchioli, e non va bene perché la stagione è appena cominciata. Riapro il microfono, eccoci qua. Sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, tra altre cose sui commenti. Francesco Romeo ci chiede notizie su Dionisi. Non penso che voglia sapere della conferenza stampa del tecnico del Palermo, ma voglia sapere del centravanti, dell'ex attaccante tra le altre del Livorno, del Frosinone, che è stato accostato al Messina. Sì, era una voce che era arrivata, ancora insomma il mercato diciamo è discretamente lungo. Lo scorso anno, se non erro, ha chiuso alla Ternana, scusa, all'Ascoli, adesso dovrebbe essere comunque sotto controllo della Ternana. Non ci sono grandissime novità, almeno da quello che so io. Secondo me il Messina qualcosina Attualmente, ancora scusami, Gabri è svincolato, quindi è ancora ingaggiabile a mercato libero. ok.
Sì, io ovviamente intendevo il mercato degli svincolati, è chiaro questo. Anzi, non era chiaro, io lo davo per scontato nella mia discussione, chiedo scusa. Secondo me qualcosina ancora il Messiere deve fare, ma più che altro mettere dentro, torniamo al discorso della mancanza di esperienza di prima, deve mettere dentro giocatori che possano dare dell'esperienza. Ovviamente, insomma, Dionisi, parliamo di un giocatore che insomma non ha bisogno di presentazione, soprattutto in C non galleggia, proprio naviga a vele completamente spiegate. Torniamo all'osservazione di prima del tifoso, quanto ancora Sciotto abbia la forza economica e anche voglia di investire in un attaccante del genere. Io ti dico, vedendo quelle che sono state le due ali, i due giovanotti che mi hanno molto impressionato in queste prime uscite, non so se investirei ancora. È chiaro, stiamo parlando di Dionisi, però non lo so, secondo me qualcosina in più là sui due accanto a Garofalo, insomma Frisen, quella zona lì la sistemerei prima dell'attacco in sé, che comunque ha creato tanto anche ieri sera, anche in un momento in cui la squadra non riusciva a giocare benissimo. Al 94esimo Mamona ha avuto una palla sul destro che non è riuscito a stoppare, insomma anche 2-0 sotto il Messina riusciva a creare. È chiaro che se a Dionisi cambia. Detto questo, al momento non ho grandi segnali su Dionisi, poi per carità, insomma, può succedere di tutto, come ad Avellino ieri sera, ci siamo, non ci siamo, tesseriamo, non tesseriamo, insomma, è successo un patatrac, e parliamo di Avellino, che comunque ha un'organizzazione solida alle spalle, figurati se non può succedere in questo momento a Messina. Sì, esatto, per chi naturalmente non fosse a conoscenza di quello che è successo ieri, insomma, tutta la situazione dei giocatori anche fuori lista, insomma, giocatori che non sono stati lì messi sotto contratto, tra altre cose, sotto la guida di un veterano come Giorgio Perinetti. Se succede a lui, come dice giustamente Esatto. Gabriele, può succedere veramente a tutti. Noi ci ricordiamo di sessioni di calciomercato chiuse con contratti E volanti e con volano depositi sotto le volanti. porte. Sì. Assolutamente. Di Siamo Filippi è arrivati. ancora lì che si dispera e dice ma come? Avevo già Aspetta, sì. l'accordo. E quindi insomma può succedere di tutto. Poi insomma il tempo ancora c'è per questo mercato riguardante gli svincolati. Assolutamente sì. Io naturalmente ringrazio Gabriele per essere stato con noi. Noi ci siamo sentiti ieri per purtroppo raccontare la sconfitta del Messina in quel di Cerignola. L'appuntamento è al prossimo weekend di campionato. Grazie Gabri. Grazie a te, è stato un piacere, era tanto che non intervenivo più in live, un po' mi mancava, dopo un'estate tribolata anche questa cosa, insomma, non solo per il Messina, serviva anche a me. E noi siamo qua per questo, Gabri, naturalmente. Intanto ti rinnovo anche pubblicamente il mio benvenuto a bordo della nave Grazie, Sportisili. grazie. E chiudiamo questa bella live durata. Ci siamo quasi all'ora di gioco, come si userebbe dire in questi casi. Saluto chi ci sta ancora seguendo, come Francesco Romeo che scrive: speriamo bene che arrivi l'accordo con Dionisi, sempre parlando di Messina a fine calciomercato. Pavone ci farà un regalo grande per l'attacco, come Dionisi per la Serie C. È buono per la sua esperienza, naturalmente. Noi ci auguriamo che il Messina possa, con Dionisi o senza Dionisi, condurre in porto la nave che porta alla salvezza. Nel ricordarvi gli appuntamenti, intanto live tra un'ora e mezza, stadio Franco Lo Monaco di Palermo. Per Parma Valle San Giorgio Piana, andata primo turno Coppa Italia di eccellenza. Ore 17, 3M Palermo, Merlo Calcio a 5, primo turno Coppa Italia Serie C1 di Calcio a 5, sempre siciliano. Domani in live da Castellammare del Golfo, Castellammare Partinico Dace, Coppa Italia di eccellenza. E ricordarvi che a breve stanno per arrivare le parole di Alessio Dionisi prima di Palermo Cosenza, e nel ricordarvi che inoltre domani sera seguiremo Palermo Cosenza e Trapani Picerno con la cronaca dai campi, le pagelle, le dichiarazioni dei diretti interessati. Lunedì sera invece sarà la volta di Catania Benevento, prima in casa e in campionato per la rivoluzionata squadra di Mimmo Toscano. A proposito di Catania, nel pomeriggio la conferenza stampa di Daniele Faggiano per sentire quello che è il parere
del Deus Ex Machina del calciomercato di Catania. Noi di calciomercato abbiamo parlato per un'ora abbondante, ringrazio chi è stato accanto a me in questa oretta, ovvero sia in ordine di apparizione Giovanni D'Antoni, Aldo Sessa, Gabriele Ferruccio. Ringrazio chi è stato con noi, ringrazio naturalmente tutta la squadra di Sportisiri che per questa lunga estate di calciomercato ha lavorato senza sosta notte e giorno per garantirvi le informazioni necessarie per i movimenti in entrata e in uscita di Palermo, Catania, Trapani, Messina, delle dilettanti, dell'eccellenza, della promozione, interviste, notizie, indiscrezioni. Le abbiamo beccate praticamente tutte quelle che potevamo beccare, e anche grazie a voi che ci seguite sempre con grande affetto e con grande sostegno. Siamo diventati più di 11.000 su Facebook, stiamo crescendo anche su Instagram, su YouTube. Naturalmente con le prime dirette della nuova stagione saremo sempre di più, sarete sempre di più, e noi non possiamo fare altro che ringraziarvi per l'appoggio che ci date incondizionatamente. Non perdiamoci di vista, perché ci saranno tante novità a partire dal mese di settembre, anche per quanto riguarda le produzioni live sul nostro canale Sportisili TV. Naturalmente l'invito è seguirci lì, seguirci su Facebook, seguirci su Instagram, su Twitter, anzi X, su TikTok e infine su, ultimo ma non ultimo, su www.sportisili.it, la vera casa dello sport siciliano. Un ringraziamento a chi ci ha seguito, appuntamento naturalmente sui nostri canali ufficiali. Alla prossima.